Onorevole Pisano, lei ha partecipato a questa iniziativa dove sono stati presentati i candidati che appoggiano il candidato a sindaco Alongi alla presenza dei leader del vostro schieramento. Sì, a 10 giorni comunque dal voto si è voluto organizzare una riunione con tutti i candidati di tutte le liste per naturalmente fare una road up su naturalmente le iniziative, tutto il programma che vogliamo portare avanti vogliamo portare avanti per quanto riguarda la nostra iniziativa politica, e c'è stato grande entusiasmo, i candidati hanno partecipato in massa, veramente è stato un bel momento, più che una riunione, una grande festa dove naturalmente mancano gli ultimi giorni, lo sappiamo, sono 10 giorni decisivi e che naturalmente serve per dare carica ai nostri candidati. Onorevole Di Mauro, quali le aspettative di questo voto? Ma credo che siamo in una posizione di assoluta tranquillità, abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo recuperato il ritardo, abbiamo oggi fatto una riunione importante con i candidati al Consiglio Comunale per dare ulteriore impulso a una vittoria che per noi non può che essere non solo auspicata, ma ci crediamo fermamente. Certo, c'è qualcuno che si sta adoperando perché il centrodestra non vinca ad Agrigento attraverso candidatura, mi permetto di dire, strumentale, ma noi siamo convinti che comunque il sistema elettorale che ci consente un 40% di vincere le elezioni, siamo convinti che è un obiettivo che possiamo raggiungere. Oggi abbiamo voluto fortemente vederci tutti quanti, tutte le liste che appoggiano Dino Alonge, candidato sindaco del comune di Agrigento. Lo scopo è stato quello di stare insieme, di motivarci a vicenda e di dire che questa città merita di essere rispettata, di essere attenzionata e di avere il meglio. È stato un incontro meraviglioso, abbiamo avuto anche il piacere di avere l'assessore alla sanità Marcello Caruso e il presidente emerito, l'onorevole Lombardo. Ecco, io penso che oggi la città di Agrigento debba capire che la protesta non serve, servono i programmi e non serve neanche chi parla di trasformismo. Oggi abbiamo e neanche le promesse eterne. L'ho detto e lo ripeto, già col governo giallo-verde si era promesso che avremmo avuto una 115 ammodernata, pronta per partire, abbiamo fatto una marea di incontri in prefettura, i progetti erano pronti, i soldi anche, dopo 6 anni non è accaduto nulla. Mi auguro che gli agrigentini non cadano nella trappola di un aeroporto dietro l'angolo e aspetteremo altri 10 anni per averlo. Ecco, spero proprio che la gente ragioni con la propria testa e sappia come votare il 24 e il 25 maggio. Siamo venuti con piacere, abbiamo partecipato a questa grande manifestazione caratterizzata sicuramente dal ragionamento e anche dalla passione a favore di Dino Alonge. Abbiamo incontrato un professionista di valore, fino a ieri impegnato appunto nel suo lavoro di avvocato e che oggi con grande signorilità ma anche con chiarezza di progetto può costituire, per noi lo costituisce senz'altro, una buona prospettiva per la guida della città. È il nostro candidato sindaco, i candidati sicuramente messi in campo dalle varie liste che lo sostengono rappresentano un'ampia maggioranza dei cittadini, il loro impegno nei prossimi giorni, ma l'impegno di tutti i sostenitori, i leader politici, soprattutto il candidato sindaco, mi auguro che possano essere vincenti per lui.